Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, cittadini. Qualche minuto fa mi ritrovavo al tavolo della Presidenza, per cui mi era difficile fare delle osservazioni in merito alla votazione che di lì a poco si sarebbe fatta, l'elezione del Presidente e l'ora del Vicepresidente. Avevo lanciato un invito ben preciso, probabilmente non è stato compreso. Avevo chiesto formalmente che si rompesse con il passato, che si cambiasse aria, che si finisse di pensare che chi vince piglia tutto. Avevo chiesto a gran voce, in maniera accorata, con grande pathos anche per questo. Avevo chiesto soprattutto a qualche neo amministratore e dei consiglieri comunali della passata legislatura che ricoprivano i ruoli di minoranza di ricordarsi cosa avevano fatto, cosa avevano richiesto, di comportarsi concretamente e coerente con quello che era il loro credo. Ovviamente mi riferivo all'assessore Scarciotta, mi riferivo al consigliere Bonsignore, mi riferivo al consigliere Frattallone. Io potrei citarvi, carissimi cittadini, carissimi consiglieri comunali, le dichiarazioni che ciascuno di loro ha fatto in occasione delle elezioni passate, a partire dal 2002 per arrivare al 2007. Non ve li leggo, però sono emblematiche. Delibera consigliare numero 45 del 14 giugno 2002, il consigliere allora Scarciotta chiede alla maggioranza con forza di essere democratici e fare in modo che la presidenza fosse assegnata alle opposizioni. Delibera consigliare 47, sempre il consigliere Scarciotta, ritiene che la presidenza non debba essere per forza espressione della maggioranza, sarebbe più democratico che la carica venisse assegnata alla minoranza, dato che tale istituzione è precedente da notaio, del consiglio è super partes, più di recente il consigliere Frattallone. Delibera 57 del 14 giugno 2007 dichiara che sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio Comunale fosse l'ingegnere Monappari perché è dotato di qualità eccetera eccetera. Il consigliere Romeo Bonsignore che tesse le lodi della democrazia chiedendo a gran voce che queste cariche istituzionali fossero espressioni delle minoranze. Oggi d'un colpo di spugna, ci ricordiamo, ci scordiamo tutto quello che abbiamo detto, mostriamo coerenza di atteggiamento, forze e soprattutto calpestiamo ancora una volta la possibilità di finalmente cambiare totalmente pagina. Non mi vengano a dire che abbiamo fretta ad eleggere eccetera. Se qualcuno pensa in questi termini ha fatto l'errore più grave di questo mondo. Mai nessuno, consigliere comunale di qualunque estrazione essa sia, potrebbe ostacolare i lavori di una amministrazione comunale, mai nessuno, soprattutto nel momento in cui si viene eletti e si fa un giuramento solenne di essere a servizio del comune, della regione, della repubblica. Colleghi consiglieri, finiamola di assumere le scusanti più diversificate. Vogliamo trovare una giustificazione? Trovatela. Sappiate che ovviamente non avrà assolutamente i piedi per poter camminare e non c'è dubbio, la cittadinanza deve essere al corrente di questo. Poi quello che mi stupisco, signori colleghi consiglieri, gentile pubblico, signor Sindaco, consigliere Mangioli, mi spiace tirarle in aula, però glielo devo dire. Io inizialmente quando lei ha fatto la dichiarazione pensavo di aver capito in un certo modo, mi è venuto il dubbio e sono andato a rileggere. Veda, consigliere Mangioli, la sua dichiarazione dice questo.
Ritengo pertanto doveroso segnalare l'ingegnere Modaffari alla carica di Presidente del Consiglio, anche in ragione della sua pluriennale esperienza amministrativa e comprovata capacità personale e professionale. L'ho sentito bene con le mie orecchie e nel giro di un minuto ci si è stati capaci di cambiare pure opinione. Lo si faccia pure, si prenda atto di questa incongruenza. Questa è la democrazia, noi accettiamo tutto. Però, signori, qua nessuno è perso. La volontà è quella di eleggere un presidente o vicepresidente della maggioranza. Si vuole continuare a perpetrare nell'azione condotta in questi 15 anni di governo della destra, oggi che è alla sinistra della maggioranza, continuate pure. La cittadinanza dovrà essere a conoscenza di questi anni. La cittadinanza si aspettava tutt'altro, non fosse altro per quelli che sono gli esiti elettorali, non fosse altro. La cittadinanza riteneva che finalmente ci fossero le condizioni per porre le basi di una amministrazione condivisa con tutti. E il primo gesto, il primo comportamento che doveva essere fatto da questa posizione, da questa maggioranza, doveva essere il cercare di coinvolgere l'opposizione con l'assegnazione di quelle cariche istituzionali che di per sé hanno un valore totalmente come cariche super partes. Avreste sterilizzato Giampiero Modaffari quale componente dell'opposizione, avreste fatto un servizio, a meglio, avreste consentito alla cittadinanza di ritenere che quella scelta fosse una scelta veramente ideale. Ma perché avreste... Signor Presidente, chi è in aula e non è titolato cortesemente non deve... Avreste ottenuto una serie di vantaggi, non l'avete voluto, ne prendiamo atto. Vi dico soltanto questo: personalmente, continuate ancora a ripetere quello che ho avuto modo di scrivere in quell'intervento, personalmente il nostro gruppo di Riprendiamoci la città, e credo anche che il nostro gruppo di opposizione che ne è nato fuori dalle elezioni passate sicuramente non terrà conto dell'esito delle elezioni di oggi. Ciò che aveva in mente lo farà, cercherà la vostra collaborazione in ogni caso, cercheremo di attuare quello che riterremo utile alla collettività sacrataldese, ma ovviamente non ci facciamo prendere in giro, né tantomeno consentiremo